Buongiorno cari lettori, oggi vi parlo di una cosa ormai da un certo punto di vista trita e ritrita, il Covid. Abbiamo visto, qualcuno ha visto sui giornali, su testate, un ritorno, un po' una ricrudescenza dei contagi. Cosa vuol dire? Andando a vedere un po' di dati, c'è un aumento dei contagi, un aumento delle ospedalizzazioni, eccetera. In Veneto e comunque in tutta la penisola. Pare si voglia anche rimettere l'obbligo in alcuni casi, tipo nelle case di cura o degli ospedali, della mascherina. Ora, io non voglio certo entrare nel merito delle polemiche vaccino sì, vaccino no, eccetera. Voglio solo ricordare che il Covid comunque è stato ed è tuttora una malattia che c'è, con cui dobbiamo imparare comunque a convivere, come facciamo con molte altre malattie, di cui non se ne parla perché siamo abituati, e che però merita una maggiore attenzione soprattutto per chi ha parenti, amici, conoscenti che sono esposti, che sono fragili, che hanno barriere immunitarie basse, che sono anziani. Quindi l'unica raccomandazione è: non è stato un periodo della nostra vita particolare, strano, i divieti, i vaccini, eccetera. È stata domata, se volete, per chi, secondo alcuni grazie ai vaccini, secondo altri no, l'emergenza, ok? Adesso comunque ci troviamo una malattia con cui convivere, quindi per cortesia non abbassiamo troppo la guardia. Se abbiamo un parente anziano, usiamo le precauzioni che si usavano, non dico quello della mascherina sempre, ma di fare maggiore attenzione. Per la maggior parte delle persone si manifesta come un'influenza, con febbre, eccetera, ma per una persona con le barriere immunitarie basse può essere molto più grave. Quindi, vedendo anche quello che ha detto il Presidente della Regione Zaia e andando in giro a vedere un po' di testate, c'è un aumento, non siamo assolutamente in emergenza, ma c'è un aumento sensibile. Fate attenzione, dobbiamo convivere con un'altra malattia. Grazie.